sera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Paura a Messina, dove un'auto si sarebbe schiantata contro il muro per poi rimanere in bilico. Il tutto è accaduto in via Ippocrate. L'impatto ha causato il crollo del muro, che ha inoltre provocato la rottura dei tubi del gas metano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Continuano gli incidenti stradali nonostante il tanto pubblicizzato telelaser Autovelox a Vittoria, dove uno scooter si è scontrato con un'auto. Ci sarebbe un ferito, fortunatamente senza grave prognosi. Ennesimo incendio a Palermo ed esattamente al parco Piersanti Mattarella. Pare che siano andate a fuoco delle sterpaglie. Sul luogo dell'incendio i vigili del fuoco per l'operazione di spegnimento. Un quad spreccia a velocità elevata sulla spiaggia di San Leone in provincia di Agrigento. Tra i bagnanti increduli e intimoriti, in sella 2 giovani. L'associazione Mare Amico Agrigento ha denunciato l'accaduto e il video è stato inoltrato alla Capitaneria di Porto. Si cercano i responsabili. E adesso il meteo, temperature leggermente in salita in Sicilia per la giornata di domani 10 agosto. Le province più calde risultano essere Agrigento e Siracusa con massime di 33 gradi. La Protezione Civile regionale non comunica alcuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.